Ecco, alla parola allora il professor Lattieri. Sì. No, va bene. Grazie per l'invito, grazie per la possibilità di essere qui in mezzo a voi. Grazie direi anche a Indipendenza Veneta di esistere, perché nella situazione in cui ci troviamo credo che una realtà di questo tipo sia davvero un elemento di speranza. La situazione è molto difficile, però esistono poche realtà e certamente Indipendenza Veneta è una di queste che permettono di, come dire, guardare con un qualche ottimismo al futuro. Allora, io ringrazio di essere qui e comincio da un dato elementare che non è stato detto, cioè il fatto che io non sono veneto, forse, la cosa è un po' controversa, in quanto sono di Brescia. Allora qui si aprirebbe tutta una questione complicata sulla Serenissima, i 3 secoli e mezzo, eccetera. No, diciamo che non sono veneto per quello che riguarda la divisione amministrativa dell'Italia attuale, perché Brescia è collocata in Lombardia, quindi non sono un militante di Indipendenza Veneta, non sono iscritto, ma credo che questa sia una battaglia importantissima, è una battaglia in cui io credo molto, perché veneto o lombardo-veneto, o bresciano o toscano, eccetera, eccetera, questa è una battaglia di libertà. È una battaglia di libertà, è una battaglia molto importante, è una battaglia che, come dire, nasce da tutta una serie di difficoltà. Si è fatto prima riferimento alle difficoltà economiche e sociali che stiamo conoscendo, ma sullo sfondo appunto fa riferimento a dei diritti, oltre che a dei bisogni, a delle necessità che sono sempre più significative. Uno dei motivi per cui ormai ho un po' di amici tra di voi e in Veneto è nel fatto che appunto tramite l'associazione che prima veniva ricordata, che abbiamo deciso di chiamare Diritto di Voto, qualche mese fa abbiamo dato vita a un manifesto appunto per l'indipendenza del Veneto, che abbiamo chiesto di sottoscrivere come primi firmatari a un gruppo di professori di vari paesi, americani, tedeschi, francesi e così. E abbiamo trovato una interessante, come dire, risposta da parte di queste persone. Perché? Perché hanno capito esattamente come noi che il problema del Veneto, come il problema della Lombardia o di altri territori, è in primo luogo un problema di libertà. È un problema di diritti. Noi abbiamo chiamato l'associazione Diritto di Voto perché riteniamo che non abbia molto senso nella nostra società essere chiamati a scegliere di volta in volta tra Berlusconi o Prodi, ad esempio, o domani, che ne so, tra Berlusconi e Renzi o cose di questo tipo, e non poter mai votare, decidere su cose che ci stanno molto più a cuore. Ad esempio, se vivere in un Veneto libero e indipendente o restare nell'Italia unita, emersa dal 1861 e qua naturalmente dal 1866. Quindi è inutile che ci si faccia votare sulle cose di poco conto, e per noi di poco conto perché di fatto non mutano nulla, e poi ci si neghi il diritto di voto, quindi una cosa fondamentale nella nostra logica, nella nostra cultura, sulle questioni fondamentali. Quindi al fondo della vostra battaglia c'è una richiesta di rispetto, c'è una richiesta di autogoverno, c'è una rivendicazione di libertà, l'idea di scommettere sul fatto che se i veneti dovessero un domani essere chiamati a votare, io credo che presto succederà, in un referendum consultivo che avrà conseguenze politiche secondo me enormi, ebbene, il fatto che voi veniate a votare, siate chiamati a votare, è importantissimo. Recentemente ho letto un libro di un autore americano di cui non condivido tante cose, ma che a un certo punto fa un'osservazione molto interessante. Lui è contrario alla disgregazione degli stati, ma fa questa osservazione. Lui dice: io ritengo che ogni distacco di un pezzo di paese dall'altro, che ne so, la Slovenia che lascia la Jugoslavia e così via, sia un fallimento. Ma al tempo stesso ritengo che l'autodeterminazione sia un principio fondamentale che non può essere messo in discussione. Questa persona non è favorevole di per sé al disgregarsi degli stati, io sono favorevole invece a stati sempre più piccoli, a realtà sempre più vicine alla popolazione, però si rende conto che nella logica delle società liberal-democratiche non si può negare il diritto di autodeterminazione ai tirolesi, ai veneti, ai lombardi e così via. Per giunta non è solo una questione astratta, finora può sembrare un fatto così, vabbè, diritto di votare sui confini, di autodeterminarsi. Come prima è stato ricordato, tutti noi siamo sempre più persuasi, io credo sicuramente le persone presenti in questa piazza,
che la crisi in cui ci troviamo può trovare risposta semplicemente da riforme veramente radicali, da un cambiamento veramente forte del nostro modo di concepire le relazioni sociali, e quindi non solo è un diritto il Veneto libero, ma è una necessità sempre di più. È una necessità perché l'Italia non è riformabile, ormai lo sappiamo, non esiste alcuna possibilità attraverso Roma, attraverso i partiti romani, attraverso la burocrazia centrale romana, attraverso tutti i meccanismi, attraverso nuove consulte che faranno per riforme costituzionali. Non esiste alcuna via romana per risolvere i problemi strutturali di questo Paese. E guardate che ci sono delle responsabilità, indubbiamente, ci sono delle responsabilità, ma le cause principali non sono, ahimè, da addebitare a nessuno. Cerco di spiegarmi. Quando l'Italia è stata fatta nella metà dell'Ottocento, l'Italia che venne fatta allora era un qualcosa di molto limitato come bilancio, come capacità di intervento e regolazione. Uno Stato dell'Ottocento era un esercito, qualche apparato amministrativo, la giustizia e poco altro. Unificare l'Italia allora per me fu un errore, però come dire, un errore che quelli che realizzarono questa impresa nel XIX secolo lo fecero, come dire, con obiettivi molto specifici. Nessuno di loro poteva immaginare cosa sarebbe successo nel secolo dopo. E cosa è successo nel secolo dopo? Nel secolo dopo è nato lo Stato sociale. Lo Stato sociale è un qualcosa di completamente diverso rispetto allo Stato dell'Ottocento. È uno Stato che si occupa di sanità, di istruzione, di previdenza, di assistenza, eccetera, eccetera. E cosa è successo alla fine? È successo che realtà molto diverse fra di loro, diverse culturalmente, ma soprattutto diverse economicamente, sono state unificate. Si sono trovate a vivere all'interno delle stesse regole e di fatto si è creato un meccanismo perverso di massiccia redistribuzione delle risorse che alla fine sta distruggendo gli uni e gli altri, perché questo è il dato strutturale che qualunque straniero che arriva in questo paese percepisce immediatamente e che purtroppo molti tra i nostri concittadini, connazionali, non vogliono vedere o non riescono a vedere. Cosa intendo dire? Intendo dire che l'Italia così come è fatta, ed è per questo che non è riformabile da Roma, sta distruggendo l'una e l'altra parte, fondamentalmente il nord e il sud. In che modo? Il nord perché subisce un salasso micidiale. C'è, come dire, un residuo fiscale che è altissimo. In Veneto si parla di 20 miliardi di euro che non vengono, come dire, spesi su questo territorio e che escono dalle vostre tasche. Questi 20 miliardi, grosso modo, è la differenza tra quanto i veneti pagano in imposte e quanto ricevono in servizi locali e nazionali. E questo per voi è un danno pazzesco e per queste imprese è un danno incredibile, e non è un caso se tante imprese da qui si trasferiscono in Carinzia. Dalle mie parti si preferisce il Canton Ticino perché è più comodo, cioè si parla italiano, ma la via è analoga. Si va via di qui perché non si riesce più a essere competitivi con questo tipo di pressione fiscale. Ma questo è solo un lato della medaglia. L'altro lato della medaglia qual è? È che questi soldi vengono usati letteralmente per massacrare il Mezzogiorno. Cosa è successo in questi ultimi 60 anni? Abbiamo messo in piedi un meccanismo di redistribuzione che ha creato nel sud posti invece che lavoro, che ha creato una dipendenza micidiale di quelle popolazioni dall'apparato statale, dalla redistribuzione pubblica e ovviamente anche dalle mafie, dato che spesso sono presenti in alcune di quelle aree. E guardate che se noi osserviamo la storia, guardiamo ad esempio la storia dell'emigrazione italiana, noi constatiamo che non solo spesso i veneti quando vanno in giro per il mondo hanno successo, ma anche i nostri concittadini del Mezzogiorno quando vanno in America o in Australia hanno successo. Non è quindi un problema, come dire, né di DNA né di cultura, eccetera, perché quando noi guardiamo gli italo-americani, che sono in larga misura, il 90% americani d'origine meridionale, sono in genere appartenenti alle fasce più alte per reddito, per posizione sociale della società americana. Allora non c'è un problema nella popolazione meridionale, non a caso quelli che vengono qui da noi al nord si integrano, fanno la loro vita
e trovano la loro strada come tutti noi. Il problema è che abbiamo creato un meccanismo di redistribuzione che al sud rende molto ragionevole, molto sensato, come dire, dipendere appunto dalla mammella statale, ma questo non crea ricchezza vera, non crea produzione, non crea sviluppo. L'Italia così com'è non è riformabile e non è vantaggiosa né per il Veneto né per il resto del nord né per il Mezzogiorno. Ecco perché, come dire, si deve in termini molto pacati, molto seri e rispettosi, parlare nell'interesse di tutti di indipendenza del Veneto e delle altre realtà che compongono quella che oggi chiamiamo la Repubblica Italiana. Tanto più che quello che io nominavo adesso, cioè il residuo fiscale, ci dà solo la fotografia della situazione attuale. È il primo immediato vantaggio che ad esempio i veneti avrebbero dall'indipendenza. Ma i vantaggi sarebbero molto maggiori nel tempo, nel film, non nella fotografia, in quello che succederebbe dopo. Perché? Ma perché un Veneto indipendente, come dire, creerebbe dinamiche nuove che oggi non sono possibili. Un Veneto indipendente, e poi magari strutturato in maniera federale, responsabilizzando ogni comunità, facendo sì ad esempio che questo comune viva di fiscalità propria, non come dire di finanza derivata, eccetera, eccetera, sarebbe una realtà responsabilizzata. Vedete, c'è un dato che ormai è acclarato, e cioè che c'è una corrispondenza inversa, non perfetta ma molto significativa, tra le dimensioni e il successo economico dei vari paesi. Cosa intendo dire? Quanto più piccoli sono i paesi, tanto meglio sono amministrati e tanto meglio funzionano quelle società. Non è un caso, come dire, che il Lussemburgo, il Liechtenstein o realtà di questo tipo funzionano benissimo, invece i grandi paesi come l'Italia, la Francia arrancano. Questo perché c'è appunto una maggiore responsabilizzazione, ma questo anche perché c'è una forte concorrenza. Uno dei motivi nella mia vita, nella mia esperienza, che mi ha portato, come dire, a dire le cose che dico oggi, cioè a credere in certe cose, è il fatto di aver passato una parte della mia vita per ragioni di studio in Svizzera. Sapete, la Svizzera è un paese che non avrebbe nessuna ragione di essere ricco e di essere civile, e invece è molto ricco e molto civile. Ma per quale motivo? Perché è più piccolo della Lombardia, cioè ha meno abitanti della Lombardia, ed è diviso in 26 stati, che si chiamano cantoni, ognuno dei quali ha la sua fiscalità, la sua legislazione, amministra le proprie risorse. E quindi cosa succede? Succede che c'è una concorrenza istituzionale che è fortissima. Nessuno di questi cantoni può immaginare di imporre una fiscalità all'italiana. Cioè, per quale motivo? Ma per il semplice fatto che sarebbe molto facile, se sono a Zug, spostarmi a Lucerna, mi sposterei di pochi chilometri e avrei un'altra fiscalità. E questo meccanismo impedisce, come dire, il crearsi di un inferno fiscale quale è quello in cui noi viviamo. Non a caso le nostre classi politiche cosa vogliono? L'unificazione europea, cioè, come dire, far venir meno perfino la concorrenza tra i 27, ora 28 con la Croazia, stati che esistono in Europa, in modo da avere un unico governo a Bruxelles e impedire ogni tipo di diversità e di concorrenza. E allora ecco che realizzare invece l'indipendenza del Veneto, io spero naturalmente anche della Lombardia, delle altre realtà e così via, significa in qualche modo ridare potere alla gente. Prima giustamente si parlava del potere che abbiamo, che dovremmo avere. Ebbene, c'è una frase che a me piace ripetere in queste circostanze, ed è che con l'indipendenza, cioè con governi piccoli vicini alle persone, noi riusciamo a realizzare un piccolo miracolo. Cioè, quando noi moltiplichiamo i governi, cosa succede? Che i governati governano i governanti. Non so se è chiaro. Moltiplicare i governi fa sì che i governati, cioè noi, con i nostri comportamenti, finiscono per governare i governanti. Le persone, i capitali e le imprese che con grande facilità, spostandosi solo di 5-10 km in Svizzera, possono lasciare un cattivo governante per andare da un altro, obbligano tutto il sistema di governo di quelle aree a comportarsi bene. In Svizzera gli uomini sono come noi, sono esattamente con i nostri pregi e i nostri difetti, ma il sistema istituzionale è fatto in modo tale che la fiscalità è molto più bassa e i servizi sono di migliore qualità, perché si fa appunto economia, perché le cose sono gestite in maniera molto migliore. Tutto questo, vedete, io credo che debba essere condotto, questo tipo di iniziativa e propaganda, esattamente come fa Indipendenza Veneta, e cioè con gli argomenti, con grande pacatezza,
presentando un progetto che è un progetto basato su un cardine delle nostre società, e cioè il voto democratico, nel pieno rispetto delle altre forze e delle altre popolazioni che compongono l'attuale Repubblica Italiana, e acquisendo credibilità. Perché abbiamo purtroppo, come dire, un passato, abbiamo, come dire, 33 anni di una storia ormai che ha in larga misura screditato certe idee, quindi bisogna un po', come dire, vincere tutta una serie di resistenze. Però il lavoro che sta facendo Indipendenza Veneta in questo senso è un lavoro importante, è un lavoro, come dire, molto ben fatto. Io ho molta fiducia in questa attività, in questa battaglia, in queste iniziative, anche perché, vedete, la crisi è complicata oggi. C'è una crisi economica indubbiamente, c'è una crisi sociale, ci sono delle difficoltà. Prima si diceva, parlando, che sì, ci sono difficoltà economiche indubbiamente, ma i nostri nonni probabilmente avevano difficoltà anche peggiori, ma non arrivavano a suicidarsi. Vuol dire che c'è qualcosa, come dire, anche nel tessuto sociale, anche nella tenuta psicologica di tutti noi che è molto particolare. Ma io credo, io sono costantemente a contatto con i miei studenti, i giovani, che ci sia anche un problema di prospettiva. Cioè, quello che è positivo in iniziative come queste, e direi in particolare in Indipendenza Veneta, è che qui nasce l'idea di un'avventura, cioè l'idea che ci può essere un futuro. Quello che io riscontro spesso nei giovani di 20 anni o di 30 anni è che vivono con la convinzione che le cose sono così e non possono essere diversamente, non solo per quello che riguarda la struttura del paese, ma in generale, che ci sono, come dire, delle realtà assolutamente intoccabili che non possono essere modificate, con cui bisogna fare i conti. L'idea, come dire, di avere un sogno e di coltivarlo con grande concretezza, con grande pragmatismo, con grande serietà, è qualcosa di molto bello, è qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. L'idea, come dire, di far nascere un'entità che non c'è, di farla contro tutta una serie di tabù, perché sapete che, vuol dire, la cultura giuridico-politica vieta tutto questo. Fino a pochi anni fa addirittura la propaganda era proibita, c'erano, come dire, vecchie norme del codice penale che fino a metà degli anni 2000 impedivano la propaganda del distacco di una parte del paese, e siccome la norma era molto remota nel tempo, anche distacco delle sue colonie, era rimasto riferimento appunto alle nostre colonie d'Africa e così via. Bene, l'idea appunto che ci siano in Veneto persone che si impegnano, alcuni di loro li conosco e so quanto dedicano, quanta parte della loro vita dedicano a questa causa, per far nascere qualcosa che non c'è, nella convinzione fondamentalmente di star lavorando per sé come giusto, ma soprattutto di star lavorando per i propri figli, è qualcosa che mi sembra molto bello. Io oggi sono venuto soprattutto per ringraziarvi. Grazie a voi. È stato chiamato appunto in causa ad affermare ancora questi diritti, e quindi ci dà ancora una risposta, e poi naturalmente mi raccomando che siano pronte le domande. Ma solo una piccola aggiunta, perché sono stato sollecitato da alcune cose molto interessanti che ho sentito. Mi veniva in mente, ad esempio, mentre parlava adesso l'avvocato Morosini, una bella espressione di una figura importante nella storia dell'Occidente, cioè Thomas Jefferson, perché bisogna ricordare che le grandi esperienze civili spesso nascono da lotte per l'indipendenza, e di frequente noi dimentichiamo che gli Stati Uniti d'America sono nati da una lotta per l'indipendenza, perché prima erano, come dire, inglesi sotto il controllo appunto di Londra, e si sono resi indipendenti. E uno dei protagonisti della nascita, perché l'autore della dichiarazione di indipendenza, è appunto Thomas Jefferson, il quale più avanti con gli anni userà una bellissima espressione che è esattamente in linea con quanto prima è stato detto, e cioè che le mani dei morti non possono disporre dell'esistenza dei vivi. Pensate un po' che bella, no? Le mani dei morti, cioè quelli che hanno fatto la Costituzione, in quel caso a Filadelfia, da noi invece nel 47, non possono disporre della nostra vita. Questa è la prima obiezione che noi dobbiamo avanzare. Andreotti è ancora vivo, sì, sono quasi tutti morti, ma i costituenti, ma la maggioranza purtroppo scomparsa. Perché è importante questo?
Perché è importante, come dire, riportare a noi e non invece a un pezzo di carta, perché queste sono le Costituzioni, no? Pezzi di carta in qualche caso utili, spesso utili, ma che sono sempre funzionali alla nostra vita, eccetera. Perché una cosa bisogna ricordare, e cioè che il diritto ha un suo carattere formale, indubbiamente, ma il diritto pubblico in particolare, vive di effettività, cioè quando noi guardiamo il diritto pubblico dobbiamo guardarlo con uno sguardo disincantato. Alla fine non è che il Veneto faccia parte dell'Italia per qualche strano motivo giuridico, è perché ci sono state le guerre, qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso, è la forza che ha deciso un certo risultato. Questo vale per il Veneto e vale come per altri casi. Il diritto pubblico è quasi sempre da ricondurre alla forza. Questa è una cosa, come dire, che tanti autori hanno sottolineato e che è molto accettata, ma cos'è la forza nelle nostre società? La forza non è più, come dire, necessariamente la forza dell'esercito, delle armi. La forza nelle nostre società, che è sempre lì, è a tutela delle istituzioni pubbliche, è in larga misura il consenso. Cioè, pensate a cosa è successo nell'89, in quel periodo, no? Nei paesi socialisti. Non c'è stato, come dire, un attacco militare, c'è stata semplicemente la presa d'atto a tutti i livelli che un certo sistema politico e così via era del tutto delegittimato, è crollato su di sé, ed è quello esattamente che sta succedendo da noi. Noi siamo, come dire, in Veneto e in qualche altra area d'Europa, in Catalogna e così via, come dire, di fronte a un nuovo muro di Berlino. Quello che sta crollando, come dire, è, come dire, il totalitarismo soft di certi regimi nominalmente liberal-democratici, ma che fino ad ora hanno negato alcuni diritti fondamentali, appunto, come si diceva prima, il diritto alla libertà di decidere sul loro futuro. E a questo punto, allora, io prima scherzavo sul fatto che sono bresciano, sapete, Brescia per 3 secoli e mezzo fu veneta, le più belle cose di Brescia, i più grandi personaggi della nostra storia erano veneti. Quando voi, non so se conoscete la città, ma il nome sicuramente di questa piazza, la Piazza della Loggia, no? Purtroppo famosa per un attentato. Piazza della Loggia è una bellissima piazza veneta, no? Però io veramente non so dire se sono veneto o no, se Brescia, Bergamo e Crema in che misura sono veneti, perché io so, perché l'ho imparato da voi, che Veneto è chi Veneto fa, voglio dire, e che quindi, come dire, bisogna prendere atto che non è un problema né di... La storia è importante, ci aiuta, ma poi soprattutto è un problema di consenso, di, come dire, di presenza nella società, di partecipazione, no? A un certo tipo di realtà. E in questo senso, nella costruzione del consenso, una cosa che io apprezzo molto di quanto sta facendo Indipendenza Veneta e che invece era assente in altre realtà, voglio dire, che hanno avuto una storia di minor successo, a mio parere, o comunque che io rispetto molto meno, e che qui tra di voi io avverto una forte attenzione al fatto che la società è qualcosa di complesso. Mi spiego. Uno dei problemi nostri, del nostro tempo, è il venir meno dell'autorevolezza. La nostra società è una società in crisi perché, ahimè, ha ragione purtroppo, da parte della popolazione, da parte di tutti noi, c'è, come dire, una sfiducia enorme nei riguardi delle nostre elite. Noi disprezziamo, purtroppo abbiamo anche ragione nel farlo, i nostri politici, i nostri magistrati, i nostri imprenditori, i nostri sindacalisti, così. Ma una società così non può funzionare. E allora il problema è di reinventare anche delle nuove autorevolezze. Cioè una società ha bisogno, come dire, di strutturarsi, di organizzarsi. Io della mia storia di studente ricordo con grande affetto alcuni maestri. Alcuni li ho avuti in università, altri li ho avuti per strada, altri li ho avuti tra i miei coetanei come amici, ma ho riconosciuto sempre in loro qualcosa che mi hanno dato e che mi hanno arricchito. Bene, una società è qualcosa di articolato, di ricco, non è qualcosa di piatto. Sapete, va molto di moda oggi un'espressione che è usata dal Movimento 5 Stelle, uno vale uno, ma non è vero, non è vero che uno vale uno. Io ho riconosciuto nella mia storia delle persone che valevano più di me e ho imparato tanto da loro perché valevano più di me, e la società è strutturata in questa maniera. Io riconosco qui questo senso forte della realtà,
Cioè bisogna ripartire da zero. L'Italia ha davvero lasciato dietro di sé un deserto. Voi qui state ricostruendo davvero un'autorevolezza, no, di certi principi, di certe persone, di certe cose che io trovo molto molto importante, e tutto questo è importante perché il consenso si articola attraverso una proposta ampia, e la grande scommessa in Veneto, io credo, non è tanto nel convincere le persone a preferire l'indipendenza del Veneto rispetto all'unità italiana. Io credo che questo consenso c'è già. Cioè, il giorno in cui voi sarete chiamati a votare, sicuramente voi voterete in un certo modo, ma per ovvie ragioni, per evidenti ragioni. Il vero problema è di riuscire a cambiare l'agenda. Cioè la maggior parte, adesso mi spiego, intendo, la maggior parte dei veneti sogna l'indipendenza, ma purtroppo non la ritiene possibile. Sogna di poter vivere in un Veneto libero e indipendente, ma pensa che sia qualcosa che non verrà dato, che purtroppo non si riuscirà mai a fare, eccetera. Bisogna invece far capire alle persone che quello che si vuole ottenere, se ci si crede veramente, non si può ottenere. Bisogna riconoscere quindi l'autorevolezza di questo principio, che è il principio della libertà, e che è un principio che non vale come gli altri, vale di più. Vi ringrazio. Grazie professore, penso che adesso ci saranno molte domande. Io come Teresa D'Avanzo di Indipendenza Veneta vorrei fare anch'io una domanda e comunque una riflessione che voi mi avete stimolato oggi. Avete dato peso a tantissimi diritti fondamentali. Io lavoro in sanità e vi assicuro che questi diritti li vedo calpestare quotidianamente. Avete parlato di residuo fiscale, cioè di soldi che qui vengono dati e non tornano più indietro nei beni, nei servizi. E io mi trovo di fronte a pazienti a cui so che non possiamo dare, pur essendo l'eccellenza, Padova, io lavoro a Padova, sono di Padova, l'eccellenza sanitaria, non possiamo dare quello che loro hanno già comperato e pagato profumatamente. Vedete, i diritti fondamentali per me che lavoro in sanità è non ridurre il cittadino ad essere un accattone. Cos'è un accattone? È uno che ha la mano stesa lì e ti chiede. Se tu gli dai, se ti va, dai, se non ti va, non dai. Ci hanno ridotto come veneti, come cittadini, per esempio, purtroppo, e non per colpa chi organizza la sanità, in sanità ad essere degli accattoni che chiedono: scusi, per caso, siccome ho bisogno di farmi un paio di occhiali, non è che per caso c'è un oculista che mi vede? Risposta: fra un anno. Anche un occhio solo, il caso famoso di, ma quello è un caso a sé, ma io assicuro che una visita normale oculistica fra un anno. Allora tu vuoi ridurre me, cittadino, che ha fatto tutto questo ben di Dio, che adesso Loreggia dimostra con questa bella piazza, con quello che abbiamo davanti, con le attività imprenditoriali, a un accattone? Ti chiedo e se puoi mi dai. Ma io queste cose le ho già pagate. Allora io che mi trovo di fronte all'anziano che ha pagato le tasse, i suoi figli lavorano, stanno pagando le tasse, mi vergogno di dirgli fra un anno. Allora il diritto fondamentale, ecco, qui Loreggia l'ha dimostrato oggi, in questa piazza, intorno a noi che ci sta ascoltando, questa comunità che si dà tanto da fare, non è una comunità che accetta di essere trattata da cattona, perché ha costruito tanto, ha dato tanto e si impegna adesso per il futuro. Io, professore, la domanda è, purtroppo ho letto i suoi articoli, mi sono un po' spaventata, sì, parecchio, perché adesso c'è una sorta di, non so come chiamarla, de consulta di quello che è, insomma, per cambiare. Sì, è l'estero, però in realtà quando si parla di una situazione di frammentazione, o meglio di moltiplicazione di centri di democrazia, di centri di governo, lei poi dice questo è il bene nei suoi articoli e poi dice però adesso stiamo attenti perché quello che stanno organizzando, a parte litigare PD, PDL e compagnia bella su chi sarà, presidierà, chi è decente o indecente nel ruolo,
ma non ci stanno dicendo affatto che cosa hanno intenzione di fare, professore. E lei ci scrive nell'articolo, ci dice, ci chiarisce che in realtà questo mandato in bianco ci pone una domanda fondamentale a noi essere cittadini liberi, noi cittadini che siamo liberi, cioè ma non è che hanno organizzato tutto perché il potere centrale diventi ancora più forte? È la sensazione che ho anch'io, per cui adesso le pongo la domanda così per dare l'avvio alle domande. Grazie. È la questione della consulta. Sapete che adesso pare che si metterà in moto un processo di revisione costituzionale. Io non vedo nulla di positivo in questo. Per quale motivo? Perché l'Italia ha da tempo dei grandi problemi, come si può dire, istituzionali, legati alla mancanza di centri stabili decisionali, no? E da tempo ormai si parla, cosa che era impossibile qualche decennio fa, di una riforma in senso presidenziale di questo Paese. E quello che mi stupisce è che da parte di chi dovrebbe opporsi a questo, ad esempio i presidenti delle regioni del nord, tanto per non andare lontani, non c'è una reazione, non c'è una resistenza. I costituenti non fecero una repubblica presidenziale perché si veniva al fascismo e giustamente temevano che a partire da un presidente eletto direttamente, eccetera, si potesse tornare a un sistema autoritario. E il personaggio che prima citavo, Jefferson, purtroppo si trovava ambasciatore a Parigi quando fu fatta la Costituzione a Filadelfia, perché era ferocemente contrario all'idea di un presidente americano e in maniera molto lungimirante disse: stiamo ricostruendo una monarchia a tempo, che è quello che noi vediamo nell'America di oggi. Ora, quello che io ho scritto in questo articolo prima ricordato è che siccome purtroppo ci si dirige in quella situazione, cioè andiamo verso quindi un rafforzamento ulteriore del potere centrale, quanti vorranno partecipare a quel tavolo, quanti avranno la possibilità di interloquire con i membri della consulta, chiedono almeno una garanzia per quello che riguarda le aree come il Veneto, eccetera. Cioè, volete rafforzare il potere centrale? Se lo fate dovete tutelare, bilanciare questa scelta con delle tutele, e secondo me la tutela è solo una: riconoscere pienamente, formalmente il diritto di votare per l'indipendenza. Questa è l'unica possibilità, cioè l'unico modo per cui una realtà come il Veneto può accettare l'ipotesi, il rischio, come dire, di una soluzione presidenziale è che si riconosca immediatamente questa possibilità di votare. Se loro sono convinti, come dire, che gestiranno questa nuova istituzione in maniera ragionevole, nell'interesse dei venti, non hanno nulla a temere. Un po' come vi dicevo prima, Wellman che sostiene: io sono favorevole, come dire, al diritto di autodeterminazione, ma proprio perché lui dice, secondo me, è in grado di rafforzare le istituzioni, perché induce i governanti a rispettare tutte le popolazioni. Quindi questa è un po' la questione. Per quello che riguarda poi la sanità, c'è una parola che una tradizione molto forte nella filosofia politica utilizzata a lungo, la parola sfruttamento, no? In Karl Marx e quegli autori la parola sfruttamento è molto presente. Cosa si può dire quando 20 miliardi lasciano questa popolazione, se non che siamo di fronte a un caso palese di sfruttamento, voglio dire. Non è il problema di... Vedete, non c'è un diritto naturale alla salute, sappiatelo, voglio dire, un secolo fa i nostri nonni o bisnonni non avevano un diritto naturale a certe cure, perché non erano in grado di produrre una certa ricchezza, non avevano una certa tecnologia, però chi produce certe risorse ha diritto di tenerle, diversamente è sfruttato da altri. C'è una frase in Kant che è abbastanza simpatica quando lui dice che prima di indulgere al dolce sentimento della benevolenza dobbiamo rispettare la giustizia. Quindi io posso anche essere generoso eventualmente, ma prima nessuno deve venire prima devo evitare di derubare gli altri, no? Prima di essere generoso. Ecco, il problema è un po' questo: se non si pongono dei paletti molto netti, no? a tutela delle risorse di chi lavora e chi produce, non riusciremo a risolvere nulla. E l'Italia, per come è costituita, non è in grado di porre questi paletti. Non è pensabile, sono 20 anni che si parla di riforma federale. Cosa sono riusciti a fare a proposito della sanità? A parlare di costi standard.
Che senso ha? Cosa c'entra col federalismo, ad esempio i costi standard? Se io introduco una sanità federale, devo dire, questi sono i vostri soldi, i soldi che voi raccogliete con le vostre tasse, se poi la siringa da voi costa 10 volte che qui, ne userete di meno, comprerete meno macchinari. Vedete, ci hanno imbrogliato in tutti questi anni parlando di federalismo e raccontando una cosa, col federalismo non aveva nulla a che fare, ma perché è impossibile in realtà trasformare un paese centrale in una struttura autenticamente federale. Quindi l'unica cosa davvero, quello che dicevo prima, l'Italia non è riformabile, l'unica cosa davvero è riconoscere fino in fondo il principio di libertà che a livello di popoli si concretizza nel principio di autodeterminazione e far sì che con pieno rispetto degli altri, perché non ci saranno barriere, non ci saranno, come dire, chiusure. Figuriamo, come potete pensare che possa essere chiuso il Veneto, che prende il nome da Venezia, che è la sua capitale a Venezia, che era un porto, voglio dire, che era per definizione, come dire, una realtà aperta al mondo e il punto di incontro. Il Veneto sarà sempre una realtà aperta, il Veneto chiede semplicemente di non essere sfruttato da altri, che è una richiesta che è molto legittima.